Vangelo secondo Luca, capitolo 13. O cambiamento della vita. Proprio in quello stesso momento si presentarono innanzi a Gesù certe persone che le contavano fatte certi uomini da Galilea. Pilato aveva fatto accidere e aveva fatto ammascare tutto il sangue loro insieme con il sangue dei sacrifici che stavano facendo innanzi a Dio loro. Gesù, dopo che aveva sentito questo fatto, dicette a loro: «Mo l'ho visto per pensare che tutti quelli Galilei fossero più peccatori di tutta l'altra gente che stavano in Galilea, perché avevano fatto quella brutta sciorta. Io vi posso assicurare che non è così. Anzi, vi dico che se voi non guadagnate sana la vita vostra, farete pure voi la stessa fine. O quelle 18 persone che rimanettero scamazzate sotto la torre di Siloe, quando si scarubai andrà satta e caretta un cuore a loro, veramente passavano sotto a quella torre. E pensate che quelle 18 persone che murettano scamazzate sotto a quella torre fossero più fedienti di tutta l'altra gente che stende in la città di Gerusalemme? Vi posso assicurare che non è così. E beh, io dico a voi, che se pure voi non guadagnate tutta la vita vostra, farete pure voi che è la stessa fine. O figlio infruttuoso. Gesù dicette ancora questa parabola. Non aveva andato un padre e figlio in due vignali suoi, e un giorno jette là per raccogliere i frutti, ma non ne trovava. E stessa tanto dicette al parzunario suo: «So già 3 anni che vengo qua per raccogliere figa in coppa di sto padre e figlio, ma non l'ho mai trovato. Tagliale perché è da sfruttare ancora il terreno». Ma chi lo parzunario le dicette: «Padrò, lasciala sta ancora per chi sta dando. Non ci volesse zappa buona attorno, non ci volesse mettere parecchi concimi in da terra. E può essere che l'anno che viene butterai i frutti nata volta. Se no, poi o taglierai». Gesù guarisce una femmina un giorno di sabato. Una volta Gesù pregava il sabato in una sinagoga e là dentro gestiva pure una femmina che a 18 anni si portava in gola una malattia assai fedente. Un spirito infame l'aveva fatta diventare struppiata sana, tanto che non si poteva manco addrezzare in nessuna maniera. Gesù ha chiamato vicino a essa e le dicette: «Ti voglio liberare io questa malattia che tiene in gola». Mettette in mano sua in gola a quella femmina e che la subito si addrezzava e si mettette a regnere roli a Dio. Ma o capo che la sinagoga, dussecata perché Gesù aveva fatto sta buona a quella proprio giorno di sabato, si votava innanzi a tutta quella gente e dicette a loro: «Ci stanno 6 giorni per faticare, venite perché starete a chi giorni per vi far curare e no o giorni di sabato». O Signore le dicette: «Ma come si te fa se buciarda? Non sciuglite forza ognuno di voi un buio o un ciuccia in da mangiatore per portare a bevere fuori. E beh, che sta figlia Abramo, casata e ha tenuta attaccata per 18 anni, non aveva essere sanata quella malattia che si è portata in gola, pure se oggi è un giorno di sabato». Veramente Gesù stava dicendo tutte queste cose, tutte contrarie sue si regnette nei scuole, perché tutta la gente si mettette a fare feste per tutte le cose che meraviglie che essa aveva fatte. La parabola era senepe. Gesù diceva ancora: «A che cosa posso umiliare il regno di Dio? A che cosa posso paragonare? Chi se suoccia una ceniera di senepe, che non mi ha pigliata e buttata dentro un orto, e poi è cresciuto e è diventato un albero. E tutta la cielo del cielo s'apposano dentro rammele sue». E ancora: «A che cosa posso fare a umiliare il regno di Dio? Chi se suoccia a chi lo Cristo, che una femmina ha pigliata e che ha una scusa dentro 3 misure e ciure, per far crescere tutta quella pasta». A porta stretta. Gesù passava per tutte quelle città e paesielle, allezionando tutta la gente che la trovava, veramente si indirizzava in mezzo alla città di Gerusalemme. Non me la dimandai: «Signore, è vero che so poco tutti quelli che ti servono?» «Sforzatevi e trasiva la porta stretta», rispondette Gesù, «perché parecchi si sforzeranno per entrare, ma non ce la faranno. Quando il padrone di casa si azzerrà e farà inzerrare la porta, tutti quelli che staranno fuori tuzzolieranno vicino alla porta dicendo: «Signore, Signore, aprici». Ma chi la rinde risponderà dicendo: «Non vi conosco, non saccio manco voi e non siete».
Tanto ha cominciato a dire, ma come? Noi abbiamo mangiato e bevuto insieme con te e tu sei passato a pregare a tutte le chiazze nostre e a tutte le paesine nostre. Parlando c'è Dio. Ma chi lo padrone casa, a rinde, vi risponderà, non vi conosco, e non saccio proprio di voi non siete. Arrasate ma voi tutte che avete fatto ogni sorta di infamità. Tan a cominciare a chiagnere e lucca forte. Balleranno tutte le riende in mocca quando voi sarete buttati fuori il regno di Dio. Quando oggi stanno Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti. Perché parecchi verranno a rindo levante, a rindo ponente, a rindo settentrione, a rindo mezzogiorno e si metteranno a tavola a rindo regno di Dio. O viccan, gente fra quelli che mo sono l'ultima saranno i primi del regno di Dio. E là che mo sono i primi saranno l'ultimo. Gesù è Erode. In quello stesso momento si accostarono a Gesù certi farisei e le ricette. Lascia chi si paese e vatte in un'altra parte, perché ora Erode devo accidere. E si rispondette a loro dicendo, iad innanzi a quello furpone, ricetela così, o viccan, io scacceriavola e faccio sta buona gente, oggi e dimani, ma il terzo giorno che avrà venuto. Ma oggi, rimane e dopo rimane, viaggia a continuare, o cammino, perché nessuno profeta può morire, a fuori a che le mura della città di Gerusalemme. Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, caccire i profeti e accire a predare tutte quelle che vengono mannate a te. Quante volte gli hai voluto accucchiare i figli tuoi, proprio come fa una cioccola che si mette sotto le scelle pullicine, e voi non avete voluto. O viccan, tutta casa vostra sta per diventare sull'agna, per chi vi dica che non mi vede a ridere più, sino a chi lo tempo quando dice a ridere, benedetta chi che viene, rindo nome, lo Signore.